Io invito la Chiesa ad aprire la parola di Dio nella prima lettera di Giovanni, capitolo 3. Leggeremo versetti 23 e 24. Prima Giovanni, capitolo 3, versetti 23 e 24. E dice così la parola di Dio. Questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del suo Figlio Gesù Cristo e che ci amiamo gli uni gli altri secondo il comandamento che ci ha dato. Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui. Da questo conosciamo che Egli rimane in noi dallo Spirito Santo che Egli ci ha dato. Preghiamo che il Signore possa parlarci stamattina e fare un'opera nelle nostre vite. Signore Dio nostro, è qui, Signore, che Tu sei invitato speciale. Parlaci, Signore, attraverso la Tua parola santa, la Tua parola eterna, parola, Signore, che un giorno ci ha salvato, tutti i giorni ci salva dal modo di pensare di un mondo che non Ti conosce. Signore, adesso Ti chiediamo che lo Spirito Santo possa amministrare questo tempo prezioso nella Tua presenza alla realtà e alla necessità della Tua Chiesa. Ti chiediamo, Signore, che nessun spirito contrario alla Tua attuazione, Signore, sia presente qui, ma che i Tuoi angeli, Signore, proteggano questo posto con un muro di fuoco attorno a noi e che venga seminato il buon seme e buon seme che porti frutto. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. La settimana scorsa abbiamo letto i 3 versetti precedenti. Noi stiamo facendo una predicazione espositiva, si chiama. Stiamo domenica dopo domenica analizzando quello che il Signore ci ha lasciato detto nella prima lettera di Giovanni alla Chiesa, no? Se vi ricordate, la settimana scorsa abbiamo parlato della colpa, no? Abbiamo visto come una persona che porta la colpa dentro di sé è una persona che ha delle relazioni rotte, principalmente con Dio, non ha un rapporto personale libero con Dio, ma ovviamente anche con gli uomini. Non so se è mai stato vicino a una persona che si sente in colpa, no? È una persona che non è possibile stare, non è possibile formare, avere un'amicizia stretta, avere un rapporto profondo con questa persona, perché c'è sempre qualcosa per cui litigare, ok? E questa persona veramente non è libera nel suo cuore, libera nei suoi rapporti, né con Dio né con gli esseri umani. Ma abbiamo visto che c'era anche la soluzione. Abbiamo visto che la soluzione è il grande cuore di Dio e la conoscenza che Dio ha di noi. Dio non ci ha salvati perché noi eravamo carini, simpatici, bravi, spirituali, intelligenti, niente di tutto questo. Anzi, la parola di Dio ci conferma che Dio è venuto per i malati e non per i sani. Dio è venuto a salvare quello che era perduto, Dio è venuto a guarire quello che era malato. Quindi la brutta notizia è che noi che siamo qua eravamo profondamente malati di carenza di grazia e Dio ci ha guariti attraverso la sua opera di salvezza. Questa è la buona notizia. E noi vedremo oggi in particolare che cosa significa la grandezza di Dio, perché quando noi cominciamo a parlare di grandezza di Dio, no? Sì, diciamo Dio è grande, Dio fa questo, Dio fa l'altro, ma subito dopo i versetti da 20 a 22 Giovanni ci specifica che cosa significa che Dio è grande per noi, no?
E lui apre questo versetto, il versetto 23, dicendo: questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del suo figlio Gesù Cristo. Il nome del suo figlio Gesù Cristo. Lui non dice credete in Gesù Cristo, credete nel nome di Gesù Cristo. Allora il titolo di questo sermone è ristabilire una relazione rotta con responsabilità. Ristabilire una relazione rotta con responsabilità, 4R. Ok? Dio si è preso la responsabilità di ristabilire una relazione rotta attraverso il nome di Gesù Cristo manifestato sulla terra, togliendo da noi il peccato. Allora facciamo un passo indietro. Quando l'uomo è caduto nel peccato, Dio aveva progettato un universo fantastico. Tutto funzionava, no? Io ho una macchinina ho una Toyota Yaris del 2001, no? Quando la cosa comincia a diventare vecchia, un giorno parte la frizione, l'altro giorno partono i freni, l'altro giorno c'è da aggiustare le gomme, l'altro giorno c'è sempre qualcosa che non funziona, no? Ma perché? Perché questa è una macchina vecchia, ma quando questa macchina è uscita dalla casa produttrice funzionava tutto, no? Era tutto bello, tutto profumato di nuovo. Sapete che cos'è che ha fatto arrivare questa macchina a diventare vecchia e a rompersi continuamente? Il fatto che noi la usiamo, che io la uso, che voi usate la vostra macchina, non so che tipo di macchina avete, ma noi abbiamo usato male quella Ferrari che Dio ci ha dato quando è uscita dalla sua casa produttrice, e l'essere umano ha rovinato tutto quello che Dio ha fatto per noi. Quando noi siamo usciti dalla casa produttrice eravamo perfetti, ma noi abbiamo rovinato tutto. Abbiamo rovinato il nostro rapporto personale con Dio, abbiamo rovinato il nostro rapporto con gli altri esseri umani, abbiamo rovinato il rapporto con la natura, abbiamo rovinato il rapporto con noi stessi, e questo è il fatto che siamo caduti nel peccato. Il peccato ha rovinato tutte le relazioni umane, e quando il Signore Gesù dice che noi dobbiamo credere nel nome di Gesù, e non soltanto in Gesù ma nel nome di Gesù, è perché Gesù ha un nome che è al di sopra di ogni altro nome, e questo nome è talmente potente da ristabilire ogni relazione rotta attraverso il suo sacrificio sulla croce. Lui dice credete nel nome di Gesù, e non solo credete, è un comandamento. Quando io credo nel nome di Gesù, la relazione che io ho con Dio viene completamente ristabilita attraverso il suo sacrificio. Che cos'è il nome? Nell'antichità c'era un rapporto molto stretto tra la persona ed il nome stesso. Le città antiche avevano, se non lo sapete, avevano un nome segreto, perché nell'antichità si credeva che se tu conoscevi il nome della città, tu avevi potere sulle mura della città, quindi potevi invadere la città, potevi conquistare la città, e quindi tutti i re davano un nome segreto alla città. Gli ebrei pensavano che se tu citavi il nome di qualcuno che non era presente, allora il suo spirito rimaneva disturbato. No? Che cosa interessante. E quindi il nome rappresentava e rappresenta ancora oggi sia la presenza attiva, cioè l'azione potente della presenza di qualcuno attraverso il nome, le sue caratteristiche più profonde e le sue azioni complete. Quando noi pensiamo al nome di Gesù, no? Noi evangelici abbiamo in qualche modo, come posso dire, organizzato metodicamente tutte le nostre preghiere. Quando noi preghiamo, alla fine delle nostre preghiere diciamo nel nome di Gesù, ma sappiamo veramente cosa stiamo facendo? Perché la cosa è molto forte, è molto seria. Quando noi preghiamo nel nome di Gesù, noi chiediamo a Gesù di uscire dalla sua cornice eterna, entrare nella situazione, essere presente attivamente nella situazione, risolvere la situazione con potenza. Avete capito? Quando noi citiamo io credo nel nome di Gesù, allora Gesù comincerà a fare un rumore nella tua vita, caro mio. Pastore, è tanto tempo che io non sento più l'azione di Dio nella mia vita, non sento più quell'entusiasmo, non sento più quel fuoco, Prega nel nome di Gesù. Gesù esce dalla sua cornice eterna, entra nella situazione, comincia a lavorare in un modo straordinario, incredibile nella tua vita, spacca le situazioni che non ti permettono di portargli gloria,
E io mi ricordo un episodio bellissimo nel libro di Atti degli Apostoli. C'erano tutti gli apostoli che erano in prigione, Paolo e Sila, se non mi ricordo male, no? Erano nella parte più profonda della prigione e il Signore aveva dato un compito a Paolo e Sila, che era quello di portare il Vangelo a tutto il mondo. E a un certo punto loro, nella parte più interna della prigione, buia, umida, e non avevano nessuna possibilità di fare quello che Dio gli aveva detto di fare, e loro hanno cominciato a cantare a mezzanotte e hanno cominciato a invocare il nome di Gesù a mezzanotte, no? Mentre tutti dormivano. E la cosa interessante, sapete cosa è successo? Si sono spalancate le porte della prigione, loro hanno cominciato sono cadute le loro catene, il carceriere è entrato disperato che voleva suicidarsi perché pensava che fossero tutti scappati. E sapete che cos'è che ha cambiato la situazione? L'invocazione del nome di Gesù. Gesù ha ristabilito ogni relazione umana e ogni sofferenza che noi abbiamo nel nostro cuore attraverso il suo sacrificio. La cosa interessante è che se tu osservi la croce, c'è un messaggio fortissimo. Il messaggio della croce è un messaggio silenzioso, ma visuale e molto forte. Avete mai notato che la croce è formata da due aste, un'asta verticale e un'asta orizzontale? Queste due aste rappresentano una relazione che è stata completamente ristabilita tra Dio e gli uomini, perché è una linea continua tra cielo e terra, e l'asta orizzontale rappresenta che Dio ha ristabilito la relazione tra gli esseri umani con una linea continua orizzontale, perciò quello che Lui ha stabilito è una ricostruzione responsabile delle relazioni che abbiamo tra di noi attraverso il nome di Gesù Cristo. Fratelli, quando noi crediamo nel nome di Gesù Cristo, le nostre relazioni sono ristabilite. Pastore, perché litigo con tutti? Pastore, perché tutte le persone con cui ho a che fare c'è un problema? Perché ancora non credi veramente che cos'è credere nel nome di Gesù Cristo. Perché non sai come Dio ha ristabilito le relazioni attraverso il sacrificio di Gesù. Dio ha creato una società nuova che si chiama Chiesa, dove ci sono litigi. Tu leggi la Bibbia, no? Leggi la Bibbia, sì? Mi cominciavo a preoccupare. Chi è che legge la Bibbia qua? Ok. Nelle chiese non ci sono problemi, vero? Non ci sono pettegolezzi, non ci sono incomprensioni. Stamattina proprio abbiamo fatto una riunione con i leaders, no? Dei gruppi responsabili, dei gruppi di ministero, dei gruppi di studio. E qualcuno ha detto, ma l'Apostolo Paolo era un esempio per tutti. Io leggendo la parola di Dio e penso che il caratteraccio peggiore che c'era in circolazione era proprio quello di Paolo. 20 anni lottando contro il suo carattere, alla fine ce l'ha fatta, ma 20 anni dopo, no? E quindi lui è riuscito a cambiare, a trasformare il proprio carattere attraverso una lotta continua contro il suo carattere, contro le sue emozionalità, contro le sue convinzioni. Un pastore una volta ha detto, io mi alzo tutte le mattine portando nella mia tasca un martello e 4 chiodi. Sai perché? Per fare questo bisogna crocifiggere se stesso ogni giorno. Ci sono delle volte che però dimentichiamo i chiodi e il martello nel cassetto e tante volte litighiamo e facciamo delle cose sbagliate. Ma noi dobbiamo tornare a Gesù Cristo, a credere nel suo nome e dire, Signore, io non sono capace di ristabilire questa relazione, non sono capace di restaurare questo entusiasmo, questa forza che ho di stare insieme ai miei fratelli, ma io voglio nel nome di Gesù, perché Gesù ha accettato le persone che lo stavano crocifiggendo e si è fatto male e lui ha detto, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Lui ha mantenuto una relazione aperta nonostante le persone gli stessero facendo male. E quando io guardo questo mi dico, Signore, quanto ho da imparare. Quanto ho da imparare da questo. Quindi il nome di Gesù, quando noi invochiamo il nome di Gesù, ed è per questo che Giovanni dice, questo è il comandamento, che noi crediamo nel nome di Gesù Cristo, suo Figlio. Perché se noi crediamo nel nome di Gesù Cristo, suo Figlio, noi ristabiliamo le nostre relazioni rotte. Gesù è venuto qui sulla terra per far conoscere il suo nome. Gesù ha detto, Padre, io sono venuto qui e ho fatto conoscere il tuo nome.
Il nome invocato di Gesù salva, ossia agisce col potere della risurrezione di Cristo, tant'è che negli Atti degli Apostoli viene detto: e sotto il cielo non è stato dato altro nome che non sia stato dato per essere salvati gli uomini. Non c'è altro nome, non c'è altra persona. Noi a volte, fratelli, crediamo in una dottrina, crediamo in un'istituzione ecclesiastica, crediamo in una performance personale cristiana, ma il Signore Gesù dice: credete nel mio nome. Io un giorno vorrei predicare su questo, e se la mia chiesa scomparisse? E tu prova a immaginare, no? Tu parti da casa tua con la tua macchina, ti trucchi, ti prepari, no? Fai colazione, poi arrivi nella tua chiesa, entri dentro, la porta aperta e sei solo tu. Tutti gli altri sono scomparsi. Prova a immaginarti questa situazione, facciamo un po' di fantateologia, no? E tu dici: oddio, adesso cosa succede? Adesso ti tocca essere cristiano. Stai capendo quello che ti dico? Tante volte noi contiamo sulla nostra Chiesa, sui nostri fratelli, crediamo nei nostri fratelli, e poi i nostri fratelli ci deludono. Ma il Signore dice: credi nel mio nome, è questa l'unica cosa che tu devi fare. Credi nel mio nome, perché il mio nome è quello che stabilisce le relazioni. Fratelli, se noi tutti guardassimo la croce di Cristo, ti immagini? Ci sono persone che guardano i propri piedi, ci sono persone che guardano i difetti degli altri. Io dico che ci sono due tipi di credenti, ok? Ci sono i credenti zappa e i credenti badile. Sai che differenza tra un credente zappa e un credente badile? Nell'atteggiamento, no? Il credente zappa prende la zappa, sai com'è fatta la zappa, no? Questo è per me. Il credente badile, questo è per lui, questo è per lui, questo è per lui. Avete capito? Che tipo di credenti siamo? Credenti zappa o credenti badile? Che scaricano a destra e a sinistra la parola. Quante volte io ho sentito negli studi biblici, nei commenti, no, che ogni tanto si raccoglie, perché i pastori hanno le orecchie lunghe. Ah, se ci fosse stato questo fratello con questa predica, dico, ma per te non c'è niente. Avete mai sentito questo commento? No. Caspita. Io ho sentito spesso. Fratelli, il nome di Gesù sarà al di sopra di ogni altro nome alla fine dei tempi, e ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Se noi crediamo nel nome di Gesù, noi crediamo nel nome più alto dell'universo, e quindi andiamo direttamente dal capo a chiedergli cosa ci necessita. Gente, vi chiedo, c'è qualcosa di impossibile per Dio? Signore, restaura il mio matrimonio. Tu pensi che Dio non lo possa fare? Signore, restaura il rapporto personale con i miei figli. Lui pensi che Dio non lo possa fare? Signore, restaura quel rapporto che io avevo con quel mio fratello, con quella mia sorella all'interno della Chiesa, che non riesco più a avere oggi e che mi dà un fastidio, che mi provoca amarezza, che mi provoca un sacco di problemi. Tu pensi che Dio non possa restaurare? Ma sai una cosa, c'è una cosa interessante, che subito dopo che l'Apostolo Giovanni chiede con un comandamento di credere nel nome del suo figlio Gesù, e dice subito dopo: e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il comandamento che ci ha dato. Se io credo nel nome di Gesù, la seconda cosa che automaticamente deve avvenire è cominciare a, uso un termine che forse non esiste neanche nel vocabolario, terrenizzare la nostra eternità. Avete capito? Terrenizzare la nostra eternità. Se noi abbiamo rapporto col nome di Gesù, noi portiamo sulla terra quello che Gesù ci ha dato di fare, cioè quello di restaurare relazioni.
no? L'esperienza di tanti uomini importanti che hanno avuto questa fede nel nome del Signore, no? E ce n'è una fantastica che è quella di Abramo. Quando noi crediamo nel nome di Gesù, il nostro nome cambia. La nostra identità, la nostra personalità, il nostro io interiore cambia. Vi ricordate di Abramo? Dopo che per una vita ha camminato col Signore e lui credendo nel nome di Gesù si è chiamato Abramo. Chi si ricorda questo testo biblico? Sì? Sapete che la lettera He, che è una lettera ebraica, che è inserita 2 volte nel nome di Dio che è impronunciabile, Yud, Het, Vav, Het, in ebraico, no? Sono 2 H, quelle che noi chiamiamo H, loro la chiamano He. A un certo punto Abramo camminando con Dio, dopo una vita che camminava con Dio, dopo una vita che credeva nel nome del Signore, Dio ha inserito questa lettera nel suo nome perché la sua identità, la sua personalità è cambiata e da Abramo si è chiamato Abrahamo. E quindi quello interiore è cambiato, gente. Allora noi camminiamo per quasi tutta la vita. E un predicatore ha detto una volta una cosa molto interessante. Noi passiamo una vita erigendo barriere col nostro Dio. Erigendo barriere col nostro Dio. E sai una cosa? E io ho imparato che se tu non fai una cosa, tu controbilanci con un'altra. Chi ha problemi di relazioni con gli altri, sai cosa diventa? Iperspirituale. Cerca i doni dello Spirito. Ci sono chiese dove tu entri, oh, che unzione che ha quel predicatore lì. Sapete una cosa che comincia a interessarmi ogni giorno di più? Non è fare una bella predica, ma avere delle relazioni stabili con i miei fratelli. È questo che mi interessa ogni giorno di più. Quando una persona si apre con me e mi chiede, pastore, io ho questa cosa da risolvere. Gente, una soddisfazione interna che voi non vi potete neanche immaginare. In quel momento lì io sto stabilendo una relazione profonda con una persona vicino a me, offro tutto quello che io sono e tante volte, a volte a pastori miei amici mi hanno ripreso dicendo ma tu non puoi raccontare le tue cose personali alle pecore, ma sai una cosa? Che quando persone mi raccontano i loro problemi, io mi apro, racconto i miei, ci guariamo a vicenda. Perché la parola di Dio ci dice che raccontatevi i vostri falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. A volte le nostre traumi interiori sono troppo importanti perché gli altri lo possano sapere. È ovvio che non ti puoi aprire con tutti, questo è un altro discorso. Ma gente, a volte noi ce li teniamo dentro perché pensiamo che solo noi abbiamo passato, perché solo noi dobbiamo rimanere nascosti nell'ombra e non guarire perché noi siamo troppo importanti, si chiama orgoglio. Un giorno una sorella, questa forse ve l'ho già raccontata, ma non importa, ve la racconto ancora, viene da me e mi guarda negli occhi, no? E io lodo Dio per questa sorella, mi guarda negli occhi e mi dice, pastore, ti vedo che non stai bene. Allora lì avevo 2 opzioni, o fare il pastore e dire no, tutto ok, oppure aprirmi. Ho pregato, ho detto, Signore, io non posso essere ipocrita, io devo aprirmi. E ho detto, sorella, guarda, è vero, io sto passando per questo. E mentre io raccontavo, e la cosa non è durata 1 minuto, questa sorella comincia a sorridere, il sorriso sempre di più largo. Ho detto, ma cos'ha questa da ridere? Finito di parlare, questa sorella viene da me e mi dice, pastore, io ti capisco molto bene, perché anch'io ho passato questo, e la soluzione è questa. Ho detto, Signore, ho detto, che cosa mi sono perso fino adesso? Una relazione con un mio fratello. Volevo mantenere la mia posizione di pastore, volevo mantenere la mia posizione di autorità,
Ma sapete una cosa? Che anche gli angeli mangiano fagioli. Anche noi siamo esseri umani, con i nostri errori. E abbiamo bisogno di aprirci. E vi dico una cosa. State vicini ai vostri pastori. Perché portano un peso per voi. E portano il peso della responsabilità delle vostre anime. Mandate un messaggio ogni tanto al pastore Sandro, conosci? No? Pastore Caio, pastore siamo con te. Questo non vuol dire che noi non sbagliamo, e tante volte. Ma noi abbiamo bisogno di sentire l'appoggio delle pecore, della Chiesa, dei nostri fratelli, perché il Signore Gesù ha detto, e nessuno si faccia chiamare maestro, perché voi siete tutti fratelli. Questo non cambia la mia responsabilità con voi, ma anche non cambia la vostra responsabilità con me. È un matrimonio, e gente, il matrimonio sappiamo quanto è difficile portarlo avanti, no? Tu sei sposato, sì? Ma il tuo marito e la tua moglie profumano sempre di mughetto, eh? Non è così. Ma tu devi decidere di amare le persone vicino a te. Se noi crediamo nel nome di Gesù, la parola di Dio ci dice che dobbiamo amarci gli uni negli altri secondo il comandamento che Egli ci ha dato. In questo modo noi cambiamo il nostro nome, cambiamo la nostra personalità, cambiamo il nostro modo di essere. È un processo molto lungo, ma necessario. Versetto 24. Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui. Da questo conosciamo che Egli rimane in noi dallo Spirito Santo che Egli ci ha dato. Se noi leggessimo in superficie questo versetto, noi potremmo percepire in qualche modo che lo Spirito Santo ci è dato perché noi facciamo le cose che piacciono a Dio. In realtà questo testo biblico ci sta dicendo esattamente il contrario, no? Sapete che questo è uno studio che abbiamo già fatto nel corso di teologia, molto interessante se poi partecipa, no? Perché capiamo veramente tante cose dallo studio approfondito delle scritture. Ci sono due modi per chiamare la parola dono nel greco, che è cosa che noi non distinguiamo nell'italiano, no? La prima è la parola carisma e la seconda è la parola dorean, ok? La parola carisma è dedicata ai doni dello Spirito, la parola dorean è dedicata allo Spirito Santo di Dio, ok? La parola carisma è tradotta in italiano con dono, ma in realtà la parola carisma vuol dire azione della grazia di Dio, no? E noi pensiamo tante volte che le persone che vogliono i doni dello Spirito, perché i doni dello Spirito sono importanti, perché mi fanno sentire bene, perché sono delle manifestazioni importanti della grandezza di Dio, perché manifestano alle persone quello che il Signore può fare e deve fare, ma in realtà il carisma è semplicemente un'azione che può capitare una volta nella vita e non capitare mai più. Chissà se io sarò pastore per tutta la vita, fin quando Dio mi darà il mio carisma di pastore, ma può darsi che in futuro faccio qualcosa d'altro per il Signore. Ma c'è la parola dono che è tradotta soltanto per lo Spirito Santo, che vuol dire dono dato una volta per sempre. E gente, Dio ci ha dato una volta per sempre lo Spirito Santo e qua c'è una grande comunicazione di amore di Dio da parte sua per noi. Perché il dono che Dio ha deciso di darci, ce l'ha dato una volta per sempre, il dono dello Spirito Santo. Sai dov'è lo Spirito Santo quando tu pecchi? È dentro di te. Sai dov'è lo Spirito Santo quando tu lo offendi? Lui rimane lì con te. Lui ha deciso di stabilire una relazione con te una volta per sempre, nonostante tu faccia cose dalla mattina alla sera che non piacciono allo Spirito Santo. Lo Spirito Santo si rattrista dentro di te, e sai perché si rattrista? Per riportarti al ravvedimento. Lo sai perché si spegne? Perché tu desideri il fuoco di una volta. Ma lui, nonostante tutto, ha deciso di rimanere con te, come tuo marito e tua moglie ha deciso di rimanere con te, anche se non gli piaci più. Perché, fratelli, il rapporto, non so come tu vivi il tuo rapporto matrimoniale, no?
c'è il momento dell'innamoramento. Io me lo ricordo molto bene, com'è il periodo dell'innamoramento. È un periodo in cui esce una parola dal tuo fidanzato o dalla tua fidanzata quando ero giovane con 20 kg in meno. Ero 61 kg, ok? Esce questa parola di amore e dici, caro, mi ha detto caro, che bello. E tu cominci a fare un romanzo, no, con la parola caro. Oggi se tu dici caro a tua moglie e tuo marito in casa, dici qualcosa vuole. Ma l'amore è una scelta. A volte noi stiamo insieme nelle nostre case perché abbiamo continuato e scelto di zoppicare insieme. Ma lo Spirito Santo ha scelto di stare insieme a noi perché ci ama profondamente, attraverso una relazione stabile che Lui ha scelto, nonostante tutto, di rimanere dentro di noi per sempre. Ma ti rendi conto di cosa Dio ci sta comunicando con questo? Ci sta comunicando che Lui ama anche se, perché nel vocabolario di Dio c'è questa parola, anche se, noi amiamo se. Noi amiamo se è simpatico, se rimane magro, se si lava tutti i giorni, se mi dice una parolina dolce quando mi alzo, se mi prepara il caffè. Se viene a mancare tutto questo non amo più. Dio dice, io ti amo anche se non sei simpatico, anche se non sei la persona santa come io vorrei, anche se non mi rendi niente, anche se tutto questo io continuerò ad amarti perché io sono Dio. E se noi capiamo questa relazione che Dio ha stabilito con noi una volta per sempre, anche se noi possiamo sbagliare, possiamo cadere, possiamo fare delle cose pessime, ma torniamo all'amore di Dio perché noi non possiamo fare senza l'amore di Dio. Io non so tu, ma io non ci riesco. E allora verrà il momento in cui io potrò resistere per un po' di tempo, ma il Signore mi dirà a un certo momento, torna da quella persona. Ristabilisci la tua relazione con quella persona perché tu non puoi fare senza di me. Ed è vero, gente, Dio ci dice la verità fino in fondo. Se Dio così ci ama, noi dobbiamo amarci gli uni gli altri come Lui ci sta amando. Se noi capiamo questo tipo di relazione che Dio ha stabilito con noi, fratelli, noi non possiamo resistere a questo. Se tu resisti, tu diventerai una persona amara, tu diventerai una persona orgogliosa, tu diventerai una persona profondamente sola e incapace di camminare con Dio. Il nome di Gesù è al di sopra di ogni nome. Se noi siamo in contatto con Lui, noi siamo costretti ad amare i nostri fratelli. Se noi abbiamo lo Spirito Santo di Dio che dimora, e qua usa questa parola interessante, dimora in noi, vuol dire che ha preso stabilmente la sua posizione e non ci molla. Noi siamo obbligati a fare un passo verso gli altri. Io penso che il sogno di Dio, fratelli, per la Chiesa di Treviso è una Chiesa che è unita in Cristo Gesù attraverso lo Spirito Santo di Dio, che ama, nonostante succedano a volte problemi tra i fratelli, e che alza lo sguardo verso le cose eterne. Questo è quello che mi comunica questo testo biblico, che è inequivocabile. È inequivocabile. Giovanni invocava questo atteggiamento dalla sua Chiesa. Fratelli, io vi chiedo perdono per tutto quello che ho sbagliato. Io non sono perfetto, veramente ho fatto tanti errori nel mio ministero, forse anche, penso anche qua a Treviso, ma vi chiedo perdono. Io non posso fare senza l'amore di Dio, ma sicuramente anche voi non potete fare senza. Stabiliamo delle forti relazioni tra di noi, ristabiliamo quello che Dio ha stabilito per la sua Chiesa. Padre, io voglio, come ha detto Gesù, che siano uno come io e te siamo uno, affinché il mondo creda che io li ho amati. È così che dice la parola di Dio. Possiamo pregare insieme?
Ricordati il titolo del sermone. Ristabilire relazioni rotte attraverso la responsabilità. Dio si è preso una responsabilità con noi e Lui ci ama anche se, non se. Io penso che noi tutti dobbiamo farci dei propositi attraverso questo messaggio che Lui ci ha dato oggi. Forse non sarà oggi, ma non possiamo lasciare in sospeso qualcosa che ci sta facendo male. Sai qual è l'alternativa? Diventare amari, orgogliosi e profondamente soli. Dio sa quali sono queste relazioni rotte, ma Lui vuole guarire oggi la sua Chiesa. Nome di Gesù e Spirito Santo. Invochiamo il tuo nome, Signore. Ti prego di entrare nella nostra sofferenza, di entrare, Signore, nella nostra ferita. È tutto quello, Signore, che ci porta batteri spirituali, che tu possa guarire, Signore, perché il nome di Gesù è potente a salvare. Lo Spirito Santo è santo per santificare. Se noi non crediamo in queste realtà spirituali, noi siamo fritti, Signore. Ma se noi crediamo e siamo veramente dei credenti, che abbiamo questa realtà dentro di noi, Signore, che tu possa guarire oggi, non domani, oggi, adesso, e che tu possa, Signore, rimettere in piedi quelle relazioni, Signore, rotte per causa nostra. La parola di Dio dice anche, se è possibile e per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Signore, ti chiedo coraggio per la tua Chiesa, coraggio per i tuoi figli, per fare un passo nonostante. Grazie, Signore, per questo culto semplice, ma sono sicuro, Signore, spirituale, perché tu hai parlato alla tua Chiesa. E ti ringrazio per questo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Che il Signore ci benedica. Oggi abbiamo qua un ospite speciale. Prima di passare la parola al fratello di Compassion, c'è una signorina che noi vogliamo presentare al Signore, ok? E questa signorina si chiama Giovanna. E le invito qua insieme a mamma e papà, perché nelle nostre chiese voi sapete che noi non battezziamo i bambini. Grazie. Ma la nostra comunità prega e presenta i bambini neonati al Signore. Quindi invitiamo qua a Rafael, Giuliana e Giovanna. Eccola qua. Ok? Quindi, come si faceva nell'Antico Testamento, Giovanna verrà nelle mie braccia, io pregherò, poi la restituirò al papà, che è il responsabile spirituale della famiglia. Ok? E poi avremo un piccolo pensierino per voi. Ok? Mi sta venendo un po' di nostalgia. Preghiamo, sì? Chi vuole stendere le sue mani per benedire? Signore Dio, ti ringrazio per questa creatura, Signore, desiderata, amata nella propria casa. Signore, ti chiedo di proteggerla, prima di tutto. C'è scritto nella tua parola, è biblico, che gli angeli dei bambini vedono continuamente nel tuo volto. Ti prego che questo angelo, Signore, sia un angelo potente, che possa, Signore, proteggere Giovanna.
Signore, ti prego per la famiglia che ha accolto questa bambina e che la istruirà nelle tue vie, Signore. Benedicila. E che questo giorno, Signore, sia ricordato come l'inizio, Signore, di una storia che ha a che fare con te. Ti prego per la vita di Rafael, di Giuliana, Signore. Ungili col tuo spirito e dagli sempre una parola di saggezza, di amore e di consiglio per questa vita preziosa. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Allora, vogliamo fare le cose fatte bene. Quindi, abbiamo un certificato di battesimo. Non andate via. Dai. No, abbiamo detto che abbiamo un pensierino per voi. Abbiamo un certificato. C'è anche la biro, sì? Qualcuno ha una biro, per cortesia, molto rapida? Ok. Questo certificato di battesimo che noi vi consegniamo dice così. Certifichiamo che Giovanna Martinez, il giorno 12/3/2017, è stata presentata al Signore nella nostra comunità locale. Ci impegniamo pertanto a insegnare i principi della parola di Dio a Giovanna, come c'è scritto, insegna al fanciullo la giusta via che deve seguire, anche quando sarà vecchio non se ne allontanerà. Quindi io firmerete voi e questo rimarrà come vostro impegno verso la vita di Giovanna. Ok? Una roba seria. Okay. Sì. Papà? Ok? E abbiamo un'altra cosina. Ok? Dov'è Walter? Eccolo qua. Quindi noi qua abbiamo la sua prima piccola Bibbia, ok? Tutta bellissima, e un libro che si intitola 7 cose di cui i bambini hanno bisogno, che è per voi. E quindi che il Signore vi benedica in questo compito bello e anche molto di responsabilità. Amen? Ok, invito il fratello di Compassion che ci darà una parola. Buongiorno cara Chiesa, buona domenica. Sono molto felice di essere ancora una volta qui tra voi per parlarvi della nostra missione, per aggiornarvi sull'andamento della nostra missione. Se vi ricordate, la prima volta che ci siamo visti abbiamo parlato del nostro programma principale, che è quello del sostegno a distanza. La seconda volta abbiamo parlato del nostro programma di Università e Leadership e del successo dei nostri ragazzi. Oggi invece voglio mostrarvi un video che vi permetterà di spiegarvi meglio un altro dei nostri programmi, che è quello del fondo integrativo. È un video che risponde molto bene anche a una delle domande più comuni dei sostenitori, ovvero cosa succede dall'altra parte nel momento in cui decidiamo di sostenere un bambino. Quindi passiamo subito alla visione del filmato, così dopo lo commentiamo insieme. Nama saya Halena Estibora, umur saya 8 tahun. Saya tinggal di 5 saudara dan 2 orang tua. Nama saya tidak bisa menentukan juga, tapi sebagai orang tua kami bersama
kami juga tidak mampu untuk melayani atas bersalat kepada Tuhan. Waktu itu, tetapi saya lebih memilih ketika pendekatan oleh gereja untuk melayani anak-anak, dan di situ saya lihat kemuliaan Tuhan bahwa lebih luar biasa kita melayani anak-anak daripada kita memikirkan hal-hal duniawi. Sisakan kita ini, walaupun bikin rumah begini itu beban banyak karena arisan ya kita, tapi belum tutup sama sekali arisan ini. Dan saya stres, Asti bilang, jangan stres mama. Saya lega pikiran, saya bang cium sama anak, Asti bilang sama saya. Dan saya cium sama dia, saya bang, saya tidak stres sekarang, saya aman-aman sekarang. Saya di PPA paling suka buku cerita karena rajin membaca. Berikan kepada mereka. Terlebih-lebih Helena itu anaknya, kalau saya lihat selama saya mengajar, anaknya pintar dan periang, ceria, dan sering tidak bolos masuk PPA. Pertama, saya merasa bangga sekali Pak, karena proses perubahan kita melihat dari penampilan mereka. Karena apa yang kami lakukan bukan hanya dengan kata-kata, tapi perbuatan nyata. Baik, terima kasih. Fungsi papan data anak untuk mengetahui anak-anak yang terdaftar di PPA, berapa seluruhnya, berapa yang dapat sponsor, dan berapa yang belum punya sponsor. Teman dapat sponsor, saya sakit hati karena tidak dapat sponsor. Tiap kali dia kasih tahu sama saya bagaimana saya mau, anak-anak yang lain sudah dapat sponsor, saya belum dapat. Dan saya mama berdoa juga, tapi saya tidak pernah dapat tumbuh anak, tidak mungkin. Nanti Tuhan yang atur, saya bilang gitu sama dia. 3-4 bulan ke depan bahwa anak-anak ini akan memiliki sponsor melalui tangan-tangan Tuhan untuk menjamah hati para yang bisa peduli kepada anak. Tuhan akan memberikan yang terbaik buat keluarga ini. Ada sukacita Asti, keluarganya Asti mendapat sponsor, dan ini surat dari sponsor yang buat Asti. Ini kita tidak bayangkan. Itu yang sponsor. Boleh Asti. Terima kasih banyak bahwa anak saya baik, saya kasih masuk PPA. Saya hari ini saya bangga sekali, tapi Tuhan yang balas. Saya tidak mampu balas, tapi Tuhan yang balas. Tidak pernah saya mimpi bahwa sponsornya Ati hari ini ada, tapi saya bangga sekali sehingga saya jatuh air mata. Terima kasih banyak, berlimpah-limpah. Mereka, anak-anak itu merasa dekat dengan sponsornya, dan jadi ketika mereka menceritakan isi surat seperti itu, anak-anak merasa luar biasa bahwa itu tidak bisa dibayangin seperti itu. Pasti namaku dan aku senang menjadi sponsormu. Mungkin pikirnya ya sekedar komunikasi saja,
tetapi lebih daripada itu kedekatannya lebih dekat sekali. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan yang bisa memberikan sponsor kepada anak sebagai anak dan bapak, dan saya berterima kasih kepada Compassion sebagai jembatan yang dapat menghubungkan yang ada di seberang bisa menjadi satu. Itu kebanggaan saya dan saya merasa senang sekali. A proposito di relazioni, il sostegno a distanza consiste in un sostegno individuale, un rapporto univoco tra un bambino e un sostenitore, un rapporto uno a uno. Elena Asti purtroppo ha dovuto aspettare tanti mesi, troppo direi, prima di ricevere questa splendida notizia, prima di conoscere il suo sostenitore. La cosa positiva però è che nonostante questa lunga attesa, in questi lunghi mesi Elena ha comunque ricevuto tutti i benefici del sostegno e ha partecipato a tutte le attività del programma di sostegno a distanza. Com'è stato possibile tutto questo? Com'è possibile tutto questo? Tutto questo è possibile grazie al programma dei fondi integrativi, che è uno dei nostri 4 programmi di intervento. Forse è il meno conosciuto, il meno nominato, il meno appariscente dei 4, ma vi assicuro che è un ingranaggio fondamentale che completa gli altri 3 programmi e ci permette di ottenere il massimo profitto. In parole povere, senza di esso gli altri 3 programmi non funzionerebbero al 100%. Cos'è allora in concreto questo programma, questo fondo? Potremmo considerarlo, potremmo definirlo come un grande calderone, un grande contenitore dove converge, dove va a finire tutto il denaro raccolto attraverso le varie raccolte fondi, come quella che faccio io in ogni banchetto, attraverso il 5 per 1000, attraverso le presentazioni dei singoli progetti, con le cosiddette formule dei doni solidali. Abbiamo visto questo finché ovviamente il Gabriele di turno, il volontario di turno, non troverà un sostenitore per quel bambino, non per merito suo, ma per grazia di Dio. Abbiamo visto quel grande tabellone dove erano segnati tutti i bambini registrati nel centro, con a fianco i relativi nomi dei sostenitori. In alcune caselle non c'era il nome, era vuoto. Questo sa significare l'assenza del sostenitore. Quell'assenza viene colmata appunto da questo fondo integrativo. Il centro in questione attinge la quota direttamente da questo grande fondo, da questo grande calderone. Questo è uno dei tanti motivi del perché i fondi integrativi sono fondamentali. Per farvi qualche esempio, senza di questo, Elena, nonostante iscritta al centro da 18 mesi, nonostante registrata al centro da 18 mesi, non avrebbe ricevuto niente di questi benefici, niente pasti, niente cure mediche, niente insegnamenti biblici, niente scuola, niente vestiti, niente di niente. Magari sarebbe restata fuori da quel cancello in attesa che qualcuno la facesse entrare per 18 mesi. Guai se in questo periodo si fosse ammalata, se si fosse rotto un braccio. Senza di questo fondo magari quel centro non avrebbe dei bagni decenti, non avrebbe acqua potabile, non avrebbe l'opportunità di offrire un'assistenza dopo scolastica, non potrebbe fare corsi di formazione professionale, programmi di educazione sanitaria. Per non parlare delle emergenze, guai se ci fosse un terremoto o un qualsiasi altro disastro ambientale. Questi che vi ho elencati sono solo alcuni degli interventi attraverso il quale il programma dei fondi integrativi vanno a combattere direttamente le principali minacce alla vita e alla crescita sana del bambino. Ovviamente abbiamo visto quanto sia importante questo programma, abbiamo visto come siano ben connessi e strutturati tra loro i nostri 4 programmi, ma in tutto ciò non vogliamo assolutamente dimenticare l'importanza della Chiesa. Un'organizzazione, fratelli, missionaria come quella di Compassion, per quanto grande, per quanto ben strutturata e stabile sia, non esisterebbe senza la Chiesa. Tutto quello che facciamo ruota attorno al ruolo fondamentale della Chiesa e al mandato che Dio gli ha dato di assistere i poveri. Tutti e 4 i nostri programmi si basano su questo principio.
e non sulle nostre capacità. È per questo che Compassion lavora esclusivamente attraverso le chiese, perché crediamo che la Chiesa è il mezzo scelto da Dio per raggiungere i poveri con il suo amore. Abbiamo sentito le belle parole del pastore Cornelis, parole che scaldano il cuore. È arrivata Compassion, mi hanno chiesto di prendermi cura dei bambini. Abbiamo iniziato a servire i bambini e subito si è vista la mano di Dio. Il cambiamento è iniziato e non solo con le parole, ma con i fatti e con le azioni concrete. E di oggi sono qui, fratelli, per ringraziare la vostra comunità, per esprimere la mia immensa riconoscenza verso tutti i sostenitori, e in questa comunità ce ne sono tanti, e per ricordarvi che voi fate parte di questo cambiamento. Questo cambiamento è anche merito vostro, soprattutto merito vostro. Voi avete messo in moto l'amore, voi avete messo la fede e l'amore in azione, di cui è scaturita la compassione. E sono qui ovviamente anche per invitare a tutti coloro che non hanno deciso ancora di unirsi a noi, alla nostra grande famiglia, di contribuire in maniera concreta e determinante a questo cambiamento, sostenendo un bambino oggi. Lo scorso anno, nel 2016, altri 800 centri sono stati aperti in questi 26 paesi poveri. Siamo passati da 6.200 a 7.000 centri. Quando si parla di centri ovviamente si parla di chiese. Più di 20.000 bambini, 20.000 ragazzi ormai, hanno concluso il nostro programma di sostegno con successo e per 20.000 che ne sono usciti, altri 320.000 ne sono entrati, anche grazie a questi nuovi centri aperti. Chiaramente di tutti questi nuovi bambini entrati, tanti sono ancora in attesa di un sostenitore, come Elena. E tu oggi, fratello, hai l'opportunità di dire a uno di quei bambini che la sua attesa è finita, di dire a uno di quei bambini che sono qui per te, per essere al tuo fianco. Un gesto così semplice può trasformare la vita di un bambino. Prima di andare via volevo unirmi all'appello del pastore Cornelis, che ci diceva quanto è importante la corrispondenza con questi bambini. Il pastore diceva: quelle lettere creano un legame con il bambino. Il bambino, quando riceve quella lettera, si sente davvero speciale, importante, più di quanto tu possa immaginare. Chi mi conosce, chi ha la mia amicizia sui vari social, sa che sono stata appena in Tanzania, ho incontrato la mia bambina e vi assicuro che uno dei momenti più emozionanti è stato proprio quando la mia bambina, dalla sua casa fatta di niente, fatta di fango, di sterco, senza acqua, senza niente, ha tirato fuori questo raccoglitore. In questo raccoglitore c'era tutta la nostra corrispondenza, dalla prima lettera fino all'ultima, tutte le mie foto, ed è stato bello rivivere questi anni di sostegno attraverso quelle lettere con lei. Ogni anno vengono tradotte e spedite milioni di lettere. È un grande dispendio di energie e di risorse. E io penso che sia un peccato non sfruttarlo. Quindi vi invito a considerare questo aspetto, a non diventare pigri nello scrivere ai vostri bambini, perché per loro è davvero importante. Io ho concluso, vi aspetto al banchetto alla fine del culto, se vorrete maggiori informazioni, se volete chiedermi qualsiasi altra cosa, potrete ritirare il materiale informativo, ci sono tanti gadget solidali. E non mi resta che abbracciarvi, ringraziarvi per l'ascolto e ringraziare ancora la vostra comunità. Che Dio possa benedirci. Amen. Ok. Solo 2 annunci, vi rubo ancora 2 minuti. Allora, ieri sera abbiamo compiuto il nostro programma sudato, sofferto, e finalmente siamo riusciti a fare la nostra cena delle donne. Ok? Dopo facciamo, Gigio. C'erano presenti 44 donne, ok? Di cui queste 44 c'erano 14 ospiti, 14, quindi il 20%, 20-25% erano non credenti. Quindi non so, fratelli, cosa pensate voi, ma io penso che sia un grande risultato, ok? Un grande risultato che noi abbiamo voluto con tutto noi stessi e ci siamo riusciti alla fine. E io voglio invitare qua i fratelli che si sono dati da fare per questo evento. Per favore, Gigio, il nostro presidente, Furio, i cuochi, Jonas, non c'è, è andato a casa? Sì? Bogdan, per favore. Bogdan, cameriere.
Eccolo qua, cassiere. Pierluigi, l'altro cameriere, no, un cuciniere, cuoco. Roberto non c'è, che purtroppo è il nostro battito cardiaco Sì, sì. Ok, ma io voglio pregare per questi fratelli qua e io chiedo un applauso delle donne. Ok? E voglio pregare, Signore, ringraziando per le vostre vite, per tutto quello che avete fatto, per come vi siete impegnati. Io ho fatto veramente poco, per come vi siete impegnati per la riuscita di questo evento, che sono sicuro sarà la ripetizione, ok? Sarà l'anno prossimo, quindi mettetevi già, vedrete, troveremo anche delle divise interessanti, no? Con qualche fiocchetto, qualcosa. Okay. Preghiamo. Signore Dio, grazie per la vita di questi uomini che hanno dato, Signore, tempo, energia e volontà, Signore, per fare l'evento di ieri sera. Ti preghiamo, Signore, anche di continuare a parlare con le nostre ospiti, Signore, che hanno ricevuto la parola di Dio, hanno ricevuto l'amicizia delle sorelle della Chiesa. Continua a farle ragionare, stai con loro, Signore, attraverso il tuo Spirito. Amministra, Signore, il loro cuore, affinché loro si avvicinino sempre di più al nostro scopo finale, che è testimoniare di Te. Signore, grazie per ieri, per tutto il tempo che abbiamo passato insieme e per l'esperienza che abbiamo fatto, nel nome di Cristo Gesù. Amen.